Abbiamo un po' di problemi, abbiamo anche un po' di problemi. Questione Venezia, sindaco. Questo è uno di quelli, continueremo ad affrontare con l'idea del dialogo. Chiaramente cercherò di parlare con singoli musicisti, con singoli operatori per capire perché non vogliono dare neanche una possibilità a una persona di 35 anni, insomma, senza neanche mai averla sentita. Dopo l'inaugurazione del ponte galleggiante che collega le fondamenta nuove al cimitero di San Michele, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è anche presidente della Fondazione Gran Teatro La Fenice, è tornato a parlare diffusamente della questione ormai di rilevanza nazionale circa la nomina da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Quando la Fenice è bruciata, io sono stato uno dei pochi a tirare fuori i soldi, sempre Palladeschei, ma ci servono i soldi per suonare, servono i soldi per dargli assegni, per dargli stipendi, eccetera. Hanno fatto sciopero, è già il secondo anno che succede. Tanto abbiamo perso un incasso. La Fenice era un luogo popolare, mia nonna metteva a parte i soldini e portava mio papà, partivano da Zellarino a piedi quel tempo per venire a vedere alloggione la Fenice. La Fenice è un luogo del popolo, insomma, non può essere che gli orchestrali decidano, o qualcuno degli orchestrali decide chi è il loro direttore. Non esiste una roba del genere. Io dico, ma si è sempre fatto così, se cambia. E poi c'è il pubblico che decide. Se questa, come dicono loro, non sa fare, la fischieremo, ma dovete dargli l'opportunità, ma se no saremo un paese di vecchi. E poi gente che ha paura, non possiamo avere paura di una persona che non hai neanche mai visto. Cioè la Venezia deve venire a Venezia, l'importante è capire con che metodo, in che modo questi qui possono cominciare a collaborare, capire, non esiste che accetteremo nessuna prepotenza, insomma, continuano a fare sciopero, se devono fare questo, se lo scontro è quello che pensano che funzioni, io credo che non serva al teatro. E il teatro è di tutti, non è solo di chi ci lavora, insomma. Per cui nell'interesse di chi ci lavora io chiedo che la cosa migliore sia il dialogo.